Questa mattina all'aeroporto Marco Polo di Venezia si è tenuta la conferenza stampa per il lancio del Vertiporto. Presente l'amministratore delegato del gruppo Save che opera nella gestione degli aeroporti, l'amministratore delegato di Urban V che si occupa di infrastrutture per i vertiporti, azienda a cui è stato affidato lo studio di fattibilità per il Vertiporto di Chioggia, il sindaco di Chioggia Mauro Armelau e l'assessore ai trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti. Un clima soddisfatto da qualsiasi punto lo si volesse vedere. Si parla di futuro, un futuro che gli stakeholders sono preparati ad affrontare, non un futuro a divenire, ma un futuro in cui si sta già ragionando in termini concreti, ha ribadito l'amministratore delegato del gruppo Save, e delle cui potenzialità ha parlato abbondantemente l'amministratore delegato di Urban V, che sta già studiando la fattibilità dell'infrastruttura di Chioggia, che sarà la prima in Veneto. Soddisfatto e orgoglioso il sindaco Armelao che Chioggia abbia questa opportunità che può crescere in sinergia con la crocieristica che si sta sviluppando e che quest'anno prevede più di 30 toccate, impegnando la banchina e i saloni per un'ottantina di giorni. Persone, cargo, farmaceutica, uno sviluppo che può prendere direzioni diverse a seconda di quelle esigenze che si paleseranno, dal servizio taxi al trasporto del pesce supercelere, al trasporto degli organi o dei farmaci salvavita. Un progetto che il sindaco ha certamente già in mente, che sarà presumibilmente molto ambizioso, visto che se Chioggia deve avere il primo vertiporto in Veneto, che sia un vertiporto scritto a lettere maiuscole. Frecciatine sono state indirizzate alla minoranza che a questa struttura si oppone decisamente, senza coglierne le potenzialità. Soddisfatta anche l'assessore regionale per aver già previsto lo sviluppo in questa direzione, mettendolo giù nero su bianco sul piano regionale dei trasporti. Una mossa anticipatoria che permette di essere già pronti ad agire. Numerose poi le domande, tra le quali una è stata fatta al sindaco: dove lo metteremo a Chioggia un vertiporto? Secondo Armelao di siti adatti ne sono stati intravisti 3 o 4, adesso lo studio per scegliere quello più congruo passa ad Urban V. Allora, siamo alla Camera, Pescheria Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa pomeriggio. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress.